102. Gesù il Salvator che Dio dal ciel mandò in terra per salvare l'uomo peccator. In lui chi crederà vittoria sempre avrà e vita eterna in dono. Un dì nel ciel godrà. Avanti o vo, avanti o vo, per entrare nella gloria del Signore. Ora questa è la gioia che Gesù è nel mio cuore. Non più guardo a questo mondo, avanti o vo. Nel ciel mi porterà l'amato mio Gesù, egli del mio nemico il capo triterà. Al caro Redentor fedele sarò ognor, e il sol voglio seguire, e il solo con fervor. Avanti o vo, avanti o vo, per entrare nella gloria del Signore. Ora questa è la gioia che Gesù è nel mio cuore. Non più guardo a questo mondo, avanti o vo. La tromba suonerà del nostro Creator, comincerà gran festa dei santi del Signore. Dal cielo in verità Gesù ritornerà, lo aspetto con pazienza, glorioso egli sarà. Avanti o vo, avanti o vo, per entrare nella gloria del Signore. Ora questa è la gioia che Gesù è nel mio cuore. Non più guardo a questo mondo, avanti o vo. Presto il buon Salvator con sé mi porterà in cielo per godere l'eterna eredità. Abramo allor vedrò, Isacco incontrerò, a tavola sarò. Avanti o vo, avanti o vo, per entrare nella gloria del Signore. Ora questa è la gioia che Gesù è nel mio cuore. Non più guardo a questo mondo, avanti o vo. Alleluia. È la nostra speranza, amén. Lo diamo con la número 160. La promessa di Dio è sempre benedire al suo popolo, amen. Possiamo sederci, fratelli. 160. Benedizioni abbondanti, questo ha promesso il Signore, doni per noi consolanti, pegni del suo grande amor, piogge abbondanti, piogge di spirito vogliamo, stili di grazia già abbiamo, ma una gran pioggia chiediam. Benedizioni abbondanti, manda dal cielo, Signor, risvegli vivificanti, che cambiar possano i cuor. Piogge de spirito vogliam, stili di grazia abbiamo, ma una gran pioggia chiediam. Benedizioni abbondanti possano adesso cader, mentre preghiamo anelanti e a ti vogliamo il pensiero. Piogge abbondanti. Alleluia.
Stile di grazia gli abbiamo, ma una gran pioggia chiediamo. Aleluya. Pioggia dello Spirito Santo. Amén. Finiamo con la número 603. 603. Gesù, t'adoriamo, proclamandoti Re. Tu sei qui, proprio in mezzo a noi. Con lodi noi te esaltiamo. Dillo di un trono ti prepariamo. Dillo di un trono ti prepariamo. Dillo di un trono ti prepariamo. Perché tu, oh Signore, sei Re. Gesù, t'adoriamo, proclamandoti Re. Tu sei qui, proprio in mezzo a noi. Con lodi noi te esaltiamo. E mentre noi t'adoriamo, e mentre noi t'adoriamo, e mentre noi t'adoriamo, viene e reina, Signore, su noi. Viene e reina, Signore, su noi. Gloria a Dio. Pace a tutti. Vieni, reina, Signore, su noi. Amém? Volevo invitare il nostro diacono di Scandite, fratello Lehman, a lasciare una riflessione, un versito della parola di Dio. Amém? Pace a tutti, sono Raymond Scandici per quelli che non mi conoscano. Grazie a Dio oggi ci ha dato l'opportunità di essere qui e soprattutto di portare a voi una piccola riflessione. Come voi sapete, quando noi cominciamo a leggere la Bibbia, no? Ogni tanto ci troviamo con delle storie molto belle che poi fissiamo sempre su questo, diciamo, questi versetti e queste cose. Oggi da un po' di settimane che sto leggendo Ester e quindi c'è un piccolo passaggio nel libro di Ester che è molto bello, che si chiama Ester 6 a cominciare dal versetto 1. E questo parla dell'onore resi a Mardocheo e a Aman umiliato. Come tutti sappiamo, Anan era quello che ha fatto approvare al re l'ordine di eliminare tutti gli ebrei. E quindi lui aveva fatto di tutto per eliminare tutti gli ebrei e quindi aveva praticamente già preso l'ordine approvata del re, e come voi sapete nell'epoca antica il re quando prendeva un ordine questo non tornava indietro quasi mai, o mai, a eccezione che questa decisione che lui aveva preso era presa con il popolo di Dio. Quindi
e lì è stato quando le cose cambiano. E quindi vediamo che quella notte, dice il versetto 6 di Ester, quella notte il re, non potendo prendere il sonno, perché prima di questo volevo dire che Mardocheo aveva salvato il re in precedenza. Ora io le faccio un riassunto, perché il libro è molto bello e va letto tutto per capire quando si arriva qua e sapere dove c'è la potenza di Dio in questa parola. Okay? E lui aveva salvato il re perché le due persone lo volevano avvelenare, lui lo ha salvato. Però questo non è stato detto al re che lo voleva salvare. E quindi una notte il re non poteva dormire. E dice, non potendo dormire, prendere il sonno, ordinò che gli portassero il libro delle memorie e delle cronache. Prima si scriveva tutto quello che succedeva nel giorno, e quindi le memorie delle cronache. Ne fu fatta una lettura in presenza del re e si trovò scritto che Mardocheo aveva denunciato Bignata e Teres, i due eunuchei del re, guardiani dell'ingresso, i quali avevano cercato di attentare contro la vita del re Assuero. Ok? Il re questo non lo sapeva, che lui aveva salvato, che lo avevano salvato. E quindi quando il re ha sentito questo, in quel momento lì Mardocheo, Anan era fuori perché lui era arrivato dal re per far ammazzare a Mardocheo. E quindi quando il re ha saputo questo, subito lì il Signore ha mandato Anan per andare a parlare male di Mardocheo. Sappiamo che Mardocheo era lo zio di Ester, quindi una persona ebrea molto credente che non si aveva inquinato Anan, perché quando Anan passava tutti ebrei dovevano fare l'inquino. Lui ha detto che lui non faceva inquino nessuno, lui faceva inquino solo Dio, e quindi lui questa ordine non l'aveva mai fatta. E quindi io lascerei fino a qui questa cosa, perché poi questo testo è molto bello, però fermiamoci qua. Tante volte nella nostra vita, fratelli, con questo mondo dove viviamo, questo paese che siamo qua, maggior parte di noi non siamo di questo paese. E quindi tante volte il sistema, la poca conoscenza che abbiamo della lingua, della cultura, ci fa un po' inginocchiare davanti a certe cose. Ci fa un po' inginocchiare davanti a credenze, culture che poi vanno incontro a quello che noi pensiamo. In questo testo vediamo che il re poi ha chiamato Anan da fuori e le ha detto, io sintetizzo un po', non come c'è nella Bibbia, ma lo faccio parlando perché per me mi viene meglio, perché questo è un racconto della Bibbia, però che è una certezza in cui noi crediamo fermamente. E noi sappiamo che tutto quello che c'è scritto qua è perché è ispirato da Dio. E praticamente ha chiamato e le ha detto, Anan, che cosa faresti a una persona che ti ha salvato la vita? E lui le ha detto, si deve fare con un uomo che il re vuole onorare. Anan disse al cuor suo, chi altri vorrebbero il re onorare a nome mio? Anan rispose, per me è l'uomo che il re vuole onorare, si prende la veste reale del re, suole indossare il cavallo che il re usa, il cavaliere, con la sua testa porta una corona. Praticamente l'ha fatto una lista di tante cose belle che lui dice
che il re vuole onorare questa persona, io le farei la veste con il cavallo bianco, le farei passare in mezzo a tutti con tutte queste cose. Allora il re le ha risposto, allora tutte queste cose che te dice, te lo deve fare per Mardocheo. Praticamente Hanan pensava che lui le stava chiedendo questo per se stesso. E siccome era per se stesso, lui le ha detto tutte le cose belle che potevano esistere, perché era quello che lui sentiva dentro. Era quello che lui sentiva dentro. Allora queste cose, ha detto il re, allora queste cose le deve fare per Mardocheo. E lui è rimasto male per queste cose. E questo, io le dico, in questa storia c'è un sacco di vivenze di oggi, perché noi sappiamo che la Bibbia è un libro molto antico, ma è molto moderno. Tante volte noi, per noi stessi, pretendiamo che tutte le cose siano fatte in questo modo, in questo modo, in questo modo, in questo modo, in questo modo. E non pensiamo che facendo queste cose belle per noi stessi, prima dobbiamo dare questa possibilità anche alle altre persone di farlo. Non ci inginocchiamo mai alle vivenze di questo mondo. Non cediamo nemmeno un centimetro sapendo che il Signore è con noi. Non cediamo nemmeno di un centimetro pensare che Dio non è con noi, che queste sono storie finte. Queste sono storie belle e reali. Quindi, fratelli, la mia esortazione è che quando noi pensiamo e organizziamo qualcosa per noi stessi, prima pensiamo in organizzare qualcosa bello per il nostro Signore, che è quello che ci ha dato la vita, è quello che ha scelto noi, che oggi siamo qua grazie a Lui, perché noi siamo persone scelte da Dio. Nessuno di noi ha deciso oggi di venire qua perché le è avanzato il tempo. Noi siamo qua perché il Signore ci ha scelto, che la nostra scelta di andare con il cavallo bianco e andare con le vesti del re parta tutto dal presupposto che il Signore ci ha scelto per essere qui e per servire il nostro grande Dio, che è quello che ci ha dato la vita eterna. Amen. Amém? Ora passo la parola ai nostri pastori, così lui dà prosseguimento al culto. Amém? Gracia, gracia, la grazia di Dio ci basta. Gracia, gracia, la grazia ho trovato in Gesù. Ancora? Gracia, gracia, la grazia di Dio ci basta. Gracia, gracia, la grazia ho trovato in Gesù. Pace a tutti. Amen. Che meraviglia poter essere qui con voi, com tante sorprese. Stamattina parlavamo di sorpresa. Ogni domenica adesso, ogni prima domenica del mese, noi adesso abbiamo un digiuno qua. Alle 9 siamo qua in preghiera e stamattina nel digiuno la parola è stata questa, una sorpresa di Dio. E il Signore mi ha sorpreso stamattina con amici, fratelli, persone che sono venute stamattina qua da lontano e ci hanno sorpreso qui con la loro presenza. Sono molto felice di quello che il Signore ha fatto per me stamattina, perché la mia gioia è vedervi, è stare insieme con voi e lodare il nome del Santo di Israele, il Signore Jeová. Glória a Dio. E che parola ci ha dato il nostro diacono stamattina già? Ci ha già liberato una parola che parla di un ricordo di Dio. Dio non si dimentica. È vero o no? La Bibbia dice che può un uomo, una donna dimenticare del suo figlio che allatta, ma tuttavia il Signore non si dimentica. No. La parola dice: lancia il tuo pane sulle acque e dopo molti giorni lo troverai. E così è nella nostra vita, fratelli. Noi
facciamo il bene, come está escrito in Luca 6,27. Noi amiamo chi non ci ama, facciamo il bene a chi ci odia, benediciamo quelli che ci maledicono, preghiamo per quelli che ci oltraggiano, ma il Signore tutto vede. E Lui ha una ricompensa, o meglio, una giusta ricompensa. Alleluia. Io non so se tu hai portato a questo culto un cesto, ma io ho portato il mio cesto e tornerò esta mattina, quando finirà il culto, con il mio cesto pieno, perché so che le nostre opere sono considerate dal Signore. Lui vede, Lui considera, Lui ha davanti a sé questo memoriale. E sa ogni sforzo, ogni cosa che abbiamo fatto. Magari uno si dimentica, il re che doveva ricordare e essere giusto non è stato, ma il Signore non si dimentica. E quando il Signore desidera fare, quando il Signore vuole fare, come stamattina abbiamo detto, quando noi camminiamo pari alla sua volontà, Lui muove ciò che è fermo, anche se è una situazione sterile come quella di Anna. Il Signore muove per benedirci e fa la sterile essere mamma. E così è nella nostra vita, che possiamo, fratelli, ricordarci che Lui non si dimentica e che Lui è giusto. E se tu hai lanciato il tuo pane, non so, pastore, ma tanto tempo fa ho fatto questo, io non so. Se è la volontà di Dio questa, il Signore parlerà con qualcuno e toglierà il sonno di qualcuno e dirà a qualcuno: io voglio che tu benedica lui, benedica lei, io voglio che tu apra, che tu dia, che tu doni, che tu faccia. Io non so, fratelli, cosa tu hai bisogno, ma io so dire una cosa: il Signore considera ogni cosa che tu hai fatto. E magari noi raccogliamo su un campo che noi non aspettiamo, perché diciamo: ormai tanto tempo è passato e non avrò nessuna ricompensa di quello che ho fatto. Ma il Signore ci dice che il campo produrrà il suo frutto. E quando la pioggia del Signore scende, non esiste terra sterile. Alleluia! Loubra, xeriminavia, non esiste terra sterile per il Signore. Quando Lui fa scendere la pioggia, fratelli, Lui annaffia la terra e la Bibbia dice che la terra produrrà il suo frutto. Tu credi così? Chi crede così? Alza la mano così. Chi prende possessione di questa parola dice: io possiedo questa parola, io prendo per me questa parola. Magari tu sei trattato ingiustamente. Magari qualcuno ti ha trattato ingiustamente, magari qualcuno non ti ha ricompensato come doveva. Leva a serie me colbi a faccia. Magari è così. Uno quando va dimesso fa un calcolo, no? Dio è qui. Quando uno va dimesso si fa un calcolo. E a volta il calcolo dà un calculo. E qualcuno non riceve quello che doveva. E qualcuno non riceve quello che era giusto da ricevere. Ma il Signore oggi ha preso il libro della contabilità. Glória. Lui ha preso. Tu stai capendo oggi cosa sta parlando il Signore con te? Il Signore sta dicendo: tu farai questo, io ti darò condizione di fare, io ti darò possibilità. Aprite le vostre mani stamattina, ricevete. Dio sta dando possibilità. Tu stai dicendo: ma non è possibile. Il Signore sta dicendo: io ti darò possibilità di fare, di rimanere, di andare, di salire, di scendere. Il Signore sta dicendo: io ti darò possibilità. Cosa tu hai bisogno? Io ti darò. Riceve stamattina, perché Lui ha aperto il libro della contabilità e sta facendo un conto. E parlerà con qualcuno. Tu hai un debito da saldare, salda il tuo debito, paga. Tu hai questo da fare, allora vai, dà a Lui. Io voglio che tu dia. Fratelli, il Signore è giusto.
E questa mattina la giustizia di Dio è qui, dicendo: tu riceverai. Io farò la terra produrre il suo frutto. Amen? E così camminiamo lodando al Signore. Alleluia. In questo momento mettiamoci in piedi, leggiamo la parola di Dio. Gloria al Signore. Io vi chiedo scusa, ma è troppo caldo e non ce la faccio a mettermi la giacca. Ma né è peccato non mettere la giacca e non è peccato mettere. Io sono stato in un luogo che qualcuno diceva: perché tu non fai così? Ho detto: ma è peccato non fare? No, allora non è peccato tu che fai così, di questo modo, e non è peccato io che non faccio di questo modo. Allora camminiamo insieme, è vero o no? Non ci sono problemi, no? Vedi, noi abbiamo un diacono, o Wallace, fa così, e l'altro diacono, Remo. Oh, differente o no? Ma tutti servono al Signore. E è questa diversità nel regno, perché il Signore è il Signore delle tribù, delle nazioni e dei popoli. E chi è missionário deve sapere così lavorare con il popolo di Dio. E il popolo di Dio sono quelli che il Signore sceglie per la salvezza e glorifica il suo nome tramite la sua vita. E sono molto contento perché ci sono questi fratelli che camminano nella presenza del Signore facendo la sua volontà. Perché non è come io voglio, è come Dio ha fatto ognuno. E Dio vuole ognuno. È vero o no? E noi glorifichiamo il Signore per la diversità, noi glorifichiamo il Signore per l'unità, noi glorifichiamo il Signore per l'amore. Attenzione, quella diversità no, quella no. Questa sì, perché abbiamo uno stesso spirito e una sola parola che ci guida. Quella del mondo no. Quella del mondo ognuno vuole creare un modo, un modello, un tipo, un genere, è così? Ma qui no. Qui siamo diversi, ma siamo comuni, perché una sola parola e un solo spirito. Amen? Leggiamo la parola di Dio stamattina. Apocalisse, capítulo 3. Versetto 7 dice: all'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi: queste cose dice il santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Io conosco le tue opere, ecco, ti ho posto davanti una porta aperta, che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza, hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Ecco, ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato. Siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anch'io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra. Io vengo presto. Tieni fermamente quello che hai, perché nessuno ti tolga la tua corona. Chi vince, io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più. Scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, la nuova Gerusalemme che scende dal cielo, da presso il mio Dio, e il mio nuovo nome. Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi dice amen? Glória a Dio. In questa preghiera preghiamo per le famiglie, preghiamo per la nostra sorella Esmeralda, preghiamo per la sorella Daniele, che è la moglie di Maurizio. Tutte e due non stanno bene, con problemi sempre simili di quello che ho avuto. Preghiamo perché
loro possano anche avere una diagnosi come ho avuto, ma dopo un anno ho avuto la diagnosi e sto curando, facendo la terapia. Invece loro bisogna trovare questa la diagnosi per fare la cura, seguire la cura per la loro situazione. Preghiamo per le nostre sorelle, per la loro famiglia, la sorella Esmeralda. Preghiamo per il popolo di Venezuela che ha subito un terremoto fortissimo, tante persone sono morte. Non pregheremo per i morti perché sono già andati, ma pregheremo per quelli che sono rimasti, per le famiglie, che quel popolo possa conoscere il Signore, che quel popolo possa aprire i cuori per il Signore, che il nome del Signore sia glorificato nella Venezuela. Io stavo acompanhando um missionário em Ucraina e lui ha scritto dicendo che nel percorso di 30 anni, dopo questa guerra, è stato un grande risveglio spirituale. Gesù sta salvando, loro stanno battezzando nel freddo. Ora c'è un po' di caldo là, ma loro facevano il battesimo anche nel freddo, perché le persone erano assetate, desideravano il Signore e non volevano aspettare che arrivasse l'estate per fare il battesimo. E i pastori lì, i missionari lì, stanno battezzando in ogni stagione, perché la raccolta è grande là. Perché quando c'è una catastrofe, quando c'è una guerra in corso, a volte noi guardiamo e piangiamo. E è vero, dobbiamo piangere, ma il Signore sa muovere la terra. Il Signore sa scuotere la terra. Noi non sappiamo, ma Lui prende la terra come uno che prende un ramo e scuote così, e fa venire il frutto. E così in Ucraina questo missionario ha dato questo resoconto della missione lì, dicendo che tantissime anime, nell'inverno loro hanno battezzato più di 1000 persone. E le chiese erano così, 40, 50, pensate, più di 1000 persone, una cosa non mai vista in 30 anni. Lui è là 30 anni e non aveva mai battezzato una quantità di persone come questa. Ma il Signore è alla porta e bussa. Che noi possiamo arrenderci al Signore, che possiamo arrenderci al Signore presto, che possiamo arrenderci alla sua volontà, perché Lui è vicino e Lui vuole portare il popolo da sé. Lui verrà, è biblico, e quindi Lui vuole portare il suo popolo. E se il suo popolo è disperso, Lui raccoglierà il suo popolo da lontano. Sta scritto. E Lui raccoglierà il popolo dappertutto e farà un grande esercito. Amen? Quindi preghiamo per Venezuela, per le nazioni, per i nostri bambini, per ogni famiglia qua, perché il Signore possa continuare benedicendo. Pregate per la sorella Ana Maria, che anche lei non sta bene per via del caldo, e preghiamo uni per gli altri, che così il Signore possa aiutarci in ogni cosa. Amen? Vorrei invitare la nostra missionaria Josiane Priston, lei che è qui con noi per fare questa preghiera stamattina. Pace a tutti. Eu agradeço a Deus a oportunidade. Io vorrei ringraziare Dio per questa opportunità, O privilégio de estar aqui com vocês. per il privilegio di essere qui con Já voi. estava com muitas saudades. Estamos ali em Scandite, Avevo nostalgia, sono lì a Scandicci, fazendo a obra do Senhor, continuo a fare disponível, l'opera del Signore, disponibile a Deus e aos nossos pastores disponibile a Dio e ai nostri Para- pastori para fazer a obra do Senhor. per fare l'opera del Signore. E eu quero te dizer a ti, Io voglio dirti, Deus está aqui. Dio è qui. Eu tenho sentido fortemente a sua presença. Io lo sento fortemente. Aproveite este momento, Approfitta questo momento, porque Ele está falando com você. perché Lui sta parlando con te.
O Senhor já tem falado muito e vai continuar Il falando Signore neste sta parlando trabalho. molto e continuerà ancora a parlare. Abra os seus ouvidos. Aprite le vostre orecchie. Ele está perto de voltar. Lui è vicino. Por isso que Deus tem usado, tem feito tantas as coisas nas outras nações, porque Ele está perto. Per questo Dio sta agendo in tutte le nazioni, perché Lui è vicino. Pregamos. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Na tua presença estamos, Senhor, te agradecendo por esta rica oportunidade, Senhor, de estar na tua presença. Obrigada, Pai, porque tu estás aqui no nosso meio. Obrigada, Pai, porque todos que estão aqui foram escolhidos para nesta manhã estar aqui para ouvir a tua palavra, Pai. Eu quero te apresentar, Senhor, aqueles que estão enfermos, Senhor, que pastor citou os nomes, Senhor, também, Jesus querido, meu Pai, Esmeralda, Ana Maria, também Josepe, Daniele, Senhor Jesus, todos, Senhor, meu Pai amado, que estão em casa desejosos de estar aqui, Senhor, e não podem por conta da enfermidade, são impedidos por alguma debilidade no seu corpo, mas Tu és o Deus que visita, onipotente, onisciente, e eterno. Meu Pai, visite agora cada um daqueles, renove suas forças. Multiplique a sua fé, segure firme nas suas mãos e abençoa, Senhor Jesus, este grupo que Tu trouxeste até aqui, meu Senhor, resolvendo, Pai, aqueles que estão com o coração, Jesus amado, triste por alguma coisa, com a mente preocupado com algum problema, Senhor, mas Tu és o Deus que fala para nós, Senhor, e vamos voltar daqui, Senhor, diferente, porque já jogamos nos Teus pés os nossos problemas, as nossas enfermidades, Pai, dê vitória ao Teu povo. Oh, meu Pai, continua falando conosco. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Alleluia, amen. Perché Egli vive, in un futuro io crederò, perché Egli vive, non temerò, ma io solo so che la mia vita è nelle mani di Cristo Gesù che col Padre sta. Amém. Accomodatevi, fratelli. Vorrei stamattina ringraziare Dio per la vita di tutti che sono qua. Vorrei presentare i nostri fratelli che ci visitano stamattina, fratello Libero e la sua moglie Ana Cecilia. Loro sono della nostra chiesa in Brasile e sono appena sposati e sono qua in Italia di luna di miele. Facciamo auguri agli sposi. Auguri! Che Dio vi benedica. Lui serve nella nostra chiesa, nella campagna, in Santa Maria di Boa Vista, o sertão si chiama, nostro sertão di Pernambuco, quel popolo benedetto. Io vorrei mandare un abbraccio grande al pastore Benício e a tutti i pastori e collaboratori del Vangelo che sono lì in quella città, Santa Maria di Boa Vista. Che Dio vi benedica e siamo felici di averli qua. Io non so se loro stanno capendo, ma capiscono pouco, ma comprendono che stiamo facendo la apresentazione. Eu estou dizendo que vocês não estão entendendo tudo, mas estão sabendo que a gente está apresentando vocês. E lui è anche un collaboratore là. Tu è diacono, né? Lui è un diacono là e mi ha scritto dicendo: pastore, sono di luna di miele qua in Italia, vorrei conoscere la nostra chiesa e partecipare della Santa Cena. Io l'ho scritto: allora tu sei lo scalato tu sei nel turno di predica del pastore Roberto, perché
qui è la stessa chiesa, è vero o no? Lui è nella sua chiesa o no? Tu sei tu é a casa, tu estás em casa, tu estás na tua igreja. Amém? E hoje lui è quello del turno della predica. Amém? Che Dio vi benedica, che Dio vi abençoe. Con noi c'è anche una famiglia che tutti sono preziosi, sapete, ma ci sono persone che da tanto non ci vedevamo e che oggi mi hanno fatto una grande sorpresa. Perché io sto presentando quelli che vengono da lontano. Loro sono venuti da lontani, allora presenterò un altro che è venuto anche da molto lontano. È Uberlândia, é? Come si chiama? Olha o nome. É Coronelo, é Marechalo, não? Si chiama qua. Marechalo, come? Fabriciano. Fratello Kerley, Luna, possiamo applaudire Gesù per la loro vita? Mettetevi in piedi. Fratelli, questi fratelli hanno iniziato quest'opera qua. Quando io sono arrivato qui, loro c'erano già e mi hanno aiutato tanto qui. È stato Ricky, lui è stato il primo leader dei giovani qua. È stato lui, il primo. E siamo felici per la vita di Kerley, di Luna, perché sono qui, di Davi. E come è il nome da menina? Gabriela, il nome della bambina. Loro qui avevano solo uno. Davi era con Gugu, Peperoncino di là e di qua. E hoje sono tutti cresciuti. Uno è astronauta, un altro scientista. E loro sono qui che ci danno questo privilegio, questa gioia nei cuori di averli qua. Che Dio vi benedica. Alziamo le mani così dicendo che il Signore vi ricompensi abbondantemente. Nel nome di Gesù. Amen. Che Dio vi benedica. C'è anche una sorella che ci visita qua, che ha portato la Gladys. Come si chiama? È la figlia di Ruby, non ci credo. Applaudiamo Gesù pela vida di questa sorella. Ma Ruby c'è una figlia, vedi? Non conoscevo la figlia di Ruby. Ruby non può venire, fratelli. Noi preghiamo sempre Ruby perché lei lavora in albergo. Bisogna, ma sempre nel venerdì, lei prende un venerdì al mese e viene qua. E qui vorrei anche dire, ogni mese lei viene, riceve la preghiera e lascia la sua decima. E io ringrazio Dio per la vita di Ruby, che è nelle nostre preghiere, è una sorella fedele, non può stare per via del lavoro. Io prego che Dio dia a lei un lavoro che lei possa avere tempo per servire, perché lei ama servire al Signore, è una donna di preghiera. Ma por favore, un abbraccio a lei che ci visita. Gladys, dá un abbraccio a lei. Come si chiama? Fallon. Che Dio ti benedica, Fallon. Glória a Dio. E siamo felici per la vita di... Eita, glória a Dio. Aline. Per la vita di Aline, che anche lei da un po' che non ci vedevamo. Sono stato a casa sua e lei è venuta oggi. Mettiti in piedi. Applaudiamo Gesù per la sua vita. Facciamo così, Aline. Gesù ti ama molto. Amém. Que Dio ti benedica, Aline. Amém. Dá um abraço, Fernando e Aline, salutando lei. E possiamo abbracciarci tutti, salutando-ci, tutte le famiglie che sono qui presenti. Che Dio vi benedica abbondantemente. I miei bambini preziosi, venite qua davanti per lodare al Signore. Oggi c'è la mia scimettita. Guarda, sono tutti qua. Glória a Dio. E dov'è la mia ballerina? Dov'è la mia ballerina? E mi ometto. Oh, venite. Guarda Jean. Facciamo un applauso pela vida di Jean, fratelli. Ora Jean è arrivato qua. Di che misura? Di questa misura. E questo è nuovo. Ah, glória a Dio. Amém. Glória a Dio. Sono di qua, della casa di su, dei vicino. Ecco. Olha a minha ballerina.
Hoje é lei que canterà. Dov'è mio principe Levi? Dov'è mio principe Levi? Mio primogenito. Vieni. Vieni, amore. Guarda che bello ragazzo. Sembra un inglese. Fammi vedere. Dov'è lui? Che hermoso sei, muchacho. Venha cá. Fratelli, con questa lode noi approfitteremo per fare le nostre decime e le nostre offerte, che vorrei invitare i nostri fratelli diaconi per servire la Chiesa nella raccolta, e vorrei ringraziare tutti i fratelli che cooperano e mantengono l'opera del Signore, quelli che cooperano qua e quelli che in Brasile ci mantengono, ci sostengono per essere qui. Io ringrazio Dio per la vita del nostro pastore, della nostra Chiesa là, che sostiene la famiglia missionaria, e noi possiamo svolgere quest'opera qua insieme. Amen. Vorrei invitare il nostro fratello Sandro per fare questa preghiera, ringraziando Dio. Sandro è stato un uomo che anche ci ha aiutato tanto, e Sandro un giorno porterà una testimonianza qua, perché Dio fa, la parola oggi è este, no? Radassa, diventare este. E io credo, Sandro, che Dio moltiplicherà questa benedizione che ha messo nella tua mano, ma soprattutto ti darà sempre la saggezza per gestire tutti i doni che Lui ti ha consegnato, perché Lui vuole farci abbondanti. Amen? Saluta a Chiesa com a paz do Signore. Amém. Preghiamo. Amado Dio, Signore, ringraziamo per questa opportunità di essere qui nella tua casa, Signore. Queremos benedire, Signore, questi bambini, che li possano, Pai, ricevere lì in quel momento a tua parola, Signore Dio, in modo che possano capire e tornare, Signore, a casa piena da tua parola, Signore Dio. Queremos ringraziare também pelo momento de dízimo e de oferta, Senhor Deus, que o Senhor possa benedire a uno com lavoro, com oportunidade, aquele que não há um lavoro, que o Senhor abra a porta, Senhor Deus. Benedice a tudo, Senhor Deus, com este culto, em nome de Jesus. Amém. Saluto la Chiesa con la pace del Signore. Dio è vivente, no, non è morto, lo sai, è vivente, no, non è morto, Dio è vivente, no, non è morto. Lo sento dentro me, lo sento che Egli è qui, lo sento tutto intorno a me. Io canterò, io griderò, io canterò, io griderò, alleluia. Quando i cieli si apriranno, che gioia lo sarà. Canterò, griderò, alleluia. Dio è vivente, no, non è morto. Dio è vivente, no, non è morto. Dio è vivente, no, non è morto. Lo sento dentro me, lo sento che Egli è qui, lo sento tutto intorno a me. Io canterò, io griderò, io canterò, io griderò, alleluia. Quando i cieli si apriranno, che gioia lo sarà. Canterò, griderò, alleluia. I cieli si apriranno, oh che gioia lo sarà. Canterò, griderò, alleluia. Grazie, entrate con lei, va
Glória a Dio. Fratelli, facciamo la gestione del tempo. Sentiamo la parola di Dio, amen? Che è la nostra priorità. Siamo qua per ascoltare la parola. Dopo vorrei anche sentire Kerley, Luma dire qualcosa qua, ma sentiamo la parola di Dio. Dopo noi parteciperemo della cena del Signore, ma certamente il Signore ha qualcosa per noi stamattina. Amen? Ci ha già dato tanto, ma mio cesto ancora non è pieno. Io ho ancora spazio per ricevere quello che il Signore vorrà darmi, perché quello che ci dà è benedizione. Gloria a Dio. Fratello libero. Lui è libero. Paz do Senhor a todos. Pace del Signore a tutti. É um prazer estar aqui. È un piacere essere qui. Muito bem recebidos. Agradecemos por todo o carinho do nosso pastor, da esposa. Ringraziamo e toda a igreja. per questo accoglimento, il pastore e la sua moglie. E é sempre um privilégio poder falar da palavra do Senhor e do seu amor. E è sempre un onore parlare della parola del Signore e del suo amore. Se você puder, abra sua Bíblia Se puoi, apri la tua Bibbia. em Juízes 6, verso 12. Giudici 16 e 12. A palavra do Senhor diz: Então o anjo do Senhor apareceu. 6, 12. Giudici 6, 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Amém? Dice così la parola del Signore. L'angelo dell'Eterno gli apparve e gli disse: L'Eterno è con te, o guerriero valoroso. Essa palavra é uma palavra muito conhecida do Antigo Testamento que fala sobre o chamado de Gideão. Questa parola è molto conosciuta nel Vecchio Testamento che parla della chiamata di Gideone. Quem sabe o final da história sabe que Deus fez grandes coisas através de Gideão. Chi conosce la fine della storia sa che Dio ha fatto tante cose tramite Gideone. Mas muitas das vezes a gente não conhece ou esquece do início desta tal jornada. Ma tante volte noi non sappiamo, ci dimentichiamo dell'inizio di questa giornata. A Bíblia diz que o povo estava padecendo de grande opressão. La Bibbia dice che il popolo soffriva per l'oppressione. E eles não conseguiam sequer plantar, pois o inimigo vinha e destruía as plantações e tudo quanto eles faziam. Loro non riuscivano nemmeno a piantare perché il nemico veniva e distruggeva tutto quello che loro avevano piantato. O medo era tão grande que eles ficavam escondidos com medo de serem vistos e também oprimidos. La paura era così grande che loro si nascondevano per paura del nemico. As ruas estavam vazias. Le strade erano vuote. Os campos também não tinham trabalhadores. I campi non avevano i suoi lavoratori. Mas em meio a tudo isso, algo aparentemente estranho é relatado. Ma in mezzo a tutto questo una cosa un po' strana è stato scritto. Uma pessoa decide fazer o que ninguém estava fazendo. Una persona decise fare ciò che nessuno stava facendo. Gideão decide fazer o seguinte, ele decide malhar o trigo. Gideone decide lavorare il grano, grazie. Mas não no lugar adequado. Ma non nel posto abituale. O trigo, ele para ser manejado precisava de um local com muito vento. Il grano per essere lavorato aveva bisogno di un posto con vento. Mas Gideão decidiu fazer isso onde se pisavam as uvas. Ma Gideone ha deciso di fare questo dove si lavorava con le uve. Ali na dificuldade, no escondido, sem ninguém ver. Lì nella difficoltà, nascosto senza che nessuno lo vedesse. Pois como eu disse, os inimigos não poderiam saber que alguém estava trabalhando. Come ho detto, il nemico non poteva sapere che loro stavano lì a lavorare.
E aqui nós já vemos um primeiro ensinamento para as nossas E vidas. qui vediamo già il primo insegnamento per la nostra vita. Precisamos fazer o que deve ser feito, independentemente de alguém gostar ou não gostar. Dobbiamo fare quello che c'è da fare, indipendente se qualcuno piace o no. Desde que seja a direção que o Senhor colocou nos nossos Se è corações. questa la guida che il Signore ha messo nel nostro cuore. E em meio a essa corajosa atitude, E in mezzo a questa attitudine coraggiosa, um anjo aparece a Gideão un angelo apparve a Gideone e diz para e ele: dice a lui: varão valoroso, guerriero valoroso, o Senhor está com você. il Signore è con te. Você pode dar um glória a Deus Tu por puoi isso? dare gloria a Dio per questo? E alguém pode dizer: é o suficiente para encorajar Gideão, E mas qualcuno não. può dire, ma questo è sufficiente per incoraggiarlo. Invece no. Gideão não agradece. Gideone non ringrazia, Gideão não fica feliz. lui non rimane contento, Gideão questiona: lui domanda. se o Senhor é o nosso Deus, Se il Signore è il nostro Dio, por que tanta dificuldade? perché così tanta difficoltà? Por que tanta permissão para o inimigo nos oprimir? Perché permetti all'inemico di opprimerci? Porque o Senhor não fez nada. Perché il Signore non ha fatto nulla? Naquele momento nós vemos um questionamento de In quel fé. momento noi vediamo un questionamento di fede. O anjo recebe da parte de Gideão não agradecimento, E l'angelo riceve della parte di Gideone una mancanza di ringraziamento. mas perguntas e mais perguntas. E riceve domande e tante domande. E nós não somos diferentes de Gideão. Noi non siamo diversi di Gideone. Quantas das vezes Quante volte temos colocado diante de Deus os nossos questionamentos? noi mettiamo davanti a Dio le nostre domande? Mas por que isso aconteceu? Ma perché è successo questo? Mas por que o Senhor Ma permitiu? perché il Signore ha Mas permesso? por que tal Ma dificuldade? perché questa difficoltà? Pode até ser que algo bom esteja acontecendo, Magari sta succedendo una cosa buona, mas o nosso coração não foca na gratidão, ma il nostro cuore non focalizza nella gratitudine, nem na fé de que algo irá acontecer, nemmeno nella fede che qualcosa succederà, mas no que falta, ma in quello che manca, mas na dor, nel dolore, mas na dificuldade. nella difficoltà. Mas o Senhor continua sendo bom, Ma il Signore continua essendo buono, mesmo em meio à dificuldade. anche in mezzo alle difficoltà. Antes de dar prosseguimento, Prima di proseguire, é importante lembrar è importante ricordarsi que o Senhor não havia abandonado o seu povo, che il Signore non aveva abbandonato il suo popolo, mas o povo havia abandonado o seu Senhor. ma il popolo ha abbandonato il suo Signore. Então não era culpa de Deus, Quindi non era colpa di Dio, era a escolha do povo. era una scelta del popolo. Muitas das vezes, da mesma forma, Tante volte, dello stesso modo, as situações que se sucedem le situazioni che vengono vêm em razão das nossas decisões. vengono in ragione delle nostre decisioni. Mas eu venho trazer uma palavra da parte de Deus, Ma io porto una parola della parte di uma Dio, palavra de esperança. una parola di speranza. O Senhor Il Signore ainda tem c'è ancora recomeços, un ricomincio, nova vida, una nuova vita, novo vita, caminho, un nuovo cammino, mesmo quando anche quando as dificuldades são nossas próprias culpas. le difficoltà sono le nostre proprie colpe. E voltando para o versículo que nós lemos, E tornando al versetto che abbiamo letto, percebemos algo um tanto quanto estranho. noi percepiamo una cosa un po' strana. O anjo diz para Gideão: L'angelo dice a Gideone, poderoso guerreiro. valoroso guerriero. Mas Gideão não era guerreiro. Ma Gideone non era un guerriero. Gideão não era tão corajoso. Gideone non era così coraggioso. A prova disso é que nós vemos que ele era, de certa forma, um agricultor. La prova di questo è che lui era un agricoltore, una persona che lavorava con la terra. E ele também não era tão corajoso, apesar de estar num lugar que muita gente não tinha coragem. E lui non era così coraggioso anche se era in un posto che doveva avere coraggio. E percebemos isso ao lermos os versículos seguintes. E percepiamo questo quando leggiamo i prossimi versetti. Quando Deus diz que tinha algo para fazer na vida dele, Quando Dio dice che c'è qualcosa da fare nella sua vita, mas ele começa a colocar questionamentos. ma lui comincia a fare domande. Como eu irei fazer isso, Deus? Come farò questo, Dio? A minha tribo é a menor.
La mia tribù è la più piccola. Dentro dela, a minha família é a menor. Dentro di questa tribù la mia famiglia è la più piccola. E eu sou talvez o mais fraco. E io sono magari il più debole. Ou seja, não havia tanta coragem como a gente imaginava. Cioè, non c'è tanto coraggio come immaginiamo. Mas será que o anjo errou Ma sarà che l'angelo ha sbagliato? o recado, a mensagem que Deus havia mandado Lui para ha Gideão? sbagliato il messaggio che Dio aveva mandato a Gideone? Eu não sei qual é o serviço de correspondência aqui na Itália. Le poste. Le Poste? Mas no Brasil a gente tem o Correios. In Brasile noi abbiamo il si chiama Correios, sarebbe le poste. E não é raro acontecer de alguma encomenda ou carta extraviar. E non è raro di succedere che una carta o un pacco si perda per la strada. Mas o Correio do Céu nunca erra. Ma quello le poste del cielo non sbaglia mai. O recado sempre vai para quem precisa ouvir. La lettera arriva sempre a quello che ha bisogno di ascoltare. E Deus, ele nos trouxe aqui para dizer: E Dio ci ha portato qui per dirci: a mensagem que eu te disse il messaggio che io ti ho detto não foi por engano. non è stata sbagliata. É porque você não entendeu ainda o que eu quero È fazer. perché tu non hai capito ancora quello che io voglio fare. Deus, quando diz varão valoroso, guerreiro valoroso, Dio quando dice guerriero valente, valoroso, não estava falando do Gideão de agora, non stava parlando di Gideone di adesso, mas do Gideão que iria ser no futuro. ma del Gideone che avverrebbe nel futuro. Deus estava fazendo aquilo que é dito no livro de Romanos. Dio stava facendo quello che è scritto nel libro di Romani. Ora, o Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. Dio che chiama le cose che non sono come se fossero. Deus estava dizendo: Gideão, tu não é guerreiro. Dio stava dicendo: Gideone, tu non sei un guerriero. Tu não é valente. Tu non sei valoroso. Mas eu farei Ma io lo farò. que você seja um guerreiro. Io farò che tu sia un guerriero. Que você seja valoroso. Che tu sia valoroso. Deus, ele não chama pelas nossas condições atuais, Dio non ci chiama per le nostre condizioni attuali, mas pelo plano que ele quer realizar no futuro em ma per nossas il piano vidas. che Lui vuole realizzare nel futuro nelle nostre vite. O problema é que quando Deus ele fala conosco, Il problema è che quando Dio parla con noi, nós olhamos para nós mesmos. noi guardiamo noi stessi, Olhamos para a nossa pouca capacidade intelectual. guardiamo la nostra poca capacità intellettuale, Olhamos para o nosso pouco dinheiro. guardiamo le nostre poche risorse, Olhamos para as dificuldades que nós temos. guardiamo le difficoltà che noi abbiamo, Mas eu tenho aprendido ma io ho imparato que o Senhor che il Signore não precisa do seu dinheiro para fazer. non ha bisogno del tuo soldi per fare, Não precisa das tuas non ha capacidades. bisogno delle tue capacità, Não precisa do teu intelecto. non ha bisogno del tuo intelletto. Para o Senhor fazer, Perché Lui faccia, basta que Ele queira. basta che Lui abbia voglia. E foi isso que Ele quis dizer através do anjo para Gideão. E è stato questo che Lui ha voluto dire tramite l'angelo a Gideone. Eu te transformarei Io ti trasformerò em um guerreiro in un guerriero valoroso. valoroso. E é tão interessante que ao decorrer da história, E è interessante che a lungo della storia nós vemos que a forma de Deus trabalhar é pautada na fé. noi vediamo che il modo che Dio lavora è basata sulla fede. Ao convocar a população para a guerra, Quando nella convocazione della popolazione alla guerra, uma grande multidão se levanta. una grande folla si alza E alguém poderia dizer: agora a batalha está ganha. e qualcuno potrebbe dire ora abbiamo vinto. Mas Deus disse a Gideão: Ma Dio ha detto a Gideone: eu não quero que todos possam ir à guerra. io non voglio che tutti vanno alla guerra. E dos 32.000 que foram alistados, E quelle 32.000 che sono stati convocati, Deus foi tirando um, foi tirando Dio ha outro, levato uno, ha levato un altro, até sobrarem 300. finché è rimasto 300. Se com 32.000 antigamente não havia vitória, Se con 32.000 in quell'epoca era difficile avere la vittoria, como vencer um grande exército com 300 pessoas? come vincere un grande esercito con 300 persone? Mas o Senhor havia dito a Gideão: Ma il Signore aveva detto a Gideone para que Israel
não fique soberba perché Israele non sia soberba e diga: a minha mão me salvou. e dica la mia mano mi ha liberato, Eu vou fazer de forma diferente. io farò di un modo diverso. Muitas das vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. Tante volte non capiamo il lavoro di Dio, Porque parece que Deus ele quer trabalhar na nossa vulnerabilidade. perché sembra che Dio vuole lavorare nella nostra vulnerabilità. Ele permite que o que tenha desapareça. Lui permette che anche quello che c'è sparisca, Que os caminhos se fechem. che le strade si chiudono, Que as forças se esvaiam. che le forze vanno via, Para que possamos olhar e dizer: perché possiamo guardare e dire: só poderia ter sido o Senhor. poteva essere soltanto il Signore. Para que a glória seja dele. Perché la gloria sia sua. Para que o louvor seja dele. Perché la lode sia a Lui. Para que alguém olhe e diga: não foi ele porque ele não pode. Perché qualcuno guardi e dica: ma non è stato Lui perché Lui non può. Não foi ele porque a família dele não poderia. Non può essere Lui perché la sua famiglia non poteva. Mas o que foi? Ma cosa è successo? Che Mas è para stato? que digamos: foi a mão do Senhor. È stata la mano del Signore. Para que possamos, como o salmista, Perché possiamo, come il salmista, dizer: dire: aleluia, glória a Deus, grandes coisas fez o Senhor por nós. grandi cose ha fatto il Signore per noi. Grandes coisas fez, por isso Grandi estamos cose ha alegres. fatto, per questo siamo gioiosi. E se diziam entre as nações: E si dicevano tra le nazioni: grandes coisas fez o Senhor por eles. grandi cose ha fatto il Signore per loro. Deus permite Dio permette que a nossa fraqueza se coloque diante dos homens, che la nostra debolezza sia esposta davanti agli uomini, para que Ele possa agir em nós perché Lui possa agire in noi e através de e nós. tramite noi. Mas muitas das vezes o impedimento é a nossa própria falta de fé. Ma tante volte quello che impedisce la nostra propria mancanza di fede. Quantas das vezes a nossa própria incredulidade Quante volte la nostra propria incredulità é o que luta contra as promessas de è Deus. quello che lotta contro le promesse di Dio. É o que luta contra a palavra que o Senhor nos dá de encorajamento para pregarmos o ID. Che lotta contro la parola che il Signore ci dà per incoraggiarti a predicare la parola. Mas o Senhor, Ele confirma nesta manhã: Ma il Signore ci conferma stamani: varão valoroso, guerriero valoroso, o Senhor il Signore é contigo. è con te. Vai adiante. Vai avanti. Você não tem possibilidades na sua frente. Tu non hai possibilità davanti a te. Poucas são as pessoas que irão contigo. Poche sono quelli che andranno con te. Muito é o exército que se coloca contra. Grandi è l'esercito che vieni contro. Mas vai com coragem. Ma va con il coraggio. Porque eu, o Senhor, Perché io, il Signore, estou fazendo uma coisa sto nova. facendo una cosa nuova. Louvado seja o nome do Lodato Senhor. sia il nome del Aleluia, Signore. glória a Deus. Alleluia. E a Bíblia nos fala sobre o quanto essa incredulidade ela é perigosa para os nossos corações. E la Bibbia ci parla quanto questa incredulità è pericolosa al nostro cuore. Porque vimos aqui ao domingo louvar ao Senhor, Perché veniamo la domenica a lodare il Signore, servir, cercar a mesa, sedersi attorno al tavolo, mas amanhã ma domani a fé parece que se vai. la fede sembra che va via. Os questionamentos voltam a Le nos dominar. domande tornano a dominare. E aí que eu lembro do que Jesus ele disse È lì che mi ricordo di quello che Gesù ha detto. e de um ensinamento do salmista que eu quero compartilhar com a igreja. E anche l'insegnamento del salmista che voglio condividere con la Chiesa. Jesus ele diz: "Conhecei de mim que sou manso e humilde di coração." Gesù dice: conoscete da me, imparate da me che sono umile e mansueto di cuore. Tomai sobre vós o meu jugo Prendete su di voi il mio gioco e o meu fardo, e il mio gioco, che è leggero, porque são leve e suave. perché è leggero e suave. Enquanto estivermos aqui nesse mundo, E mentre siamo qui in questo mondo, as dificuldades elas serão cotidianas le todos os dias. difficoltà ci saranno tutti i giorni. Sim, haverá um peso, Avrà un peso. mas o Senhor ele nos faz um convite esta manhã. Ma il Signore ci fa un invito stamani. Tome o meu fardo, Prendi il mio gioco. tome o meu jugo, Prendi il mio gioco. porque eles são suave Perché e são è leve. leggero e suave.
É o Senhor Ele ensinando a descansar È nele. il Signore insegnando a riposare in Lui. É o Senhor ensinando a confiar Il nele. Signore insegnando a fidarci di Lui. É o Senhor ensinando a ter È il paz. Signore insegnandoci a avere pace. E esta paz não é a paz que conhecemos humanamente E questa pace falando. non è quella pace che conosciamo umanamente parlando. Porque a paz que conhecemos é a ausência de guerra. Perché la pace che noi conosciamo è l'assenza della guerra. Mas a paz do Senhor Ma la pace del Signore é a paz no meio da è la guerra. pace in mezzo alla guerra. No meio da In dificuldade. mezzo alla difficoltà. No meio da In escassez. mezzo alla No siccità. mês da incredulidade. In mezzo all'incredulità. É esta paz que o Senhor nos È oferece. questa pace che il Signore ci offre. Mas a gente fica tão inquieto. Ma noi siamo così inquieti. Corre para um lado, Corriamo da una parte. corre para o Corriamo outro, dall'altra. tenta de todas as formas. Proviamo di tutti i modi. E parece que nada sai do lugar. E sembra che niente esce dal suo posto. Como aconteceu com o povo aqui na história de Gideão. Come è successo con il popolo qui in questa storia di Gideone. E aí que eu lembro da célebre frase do salmista. È lì che mi ricordo della frase del salmista. Quando ele diz: Quando lui dice: Por que te abates, perché ti abbatti, ó minha o alma, anima mia, dentro de mim dentro di me, e te inquietas? e ti inquieti? Nós somos muito bons em dar ordens. Noi siamo bravi a dare dei comandamenti, delle ordine. Ordem para funcionário, Per quello che lavora con noi, para os filhos, per i figli, para o esposo, a esposa. per il marito, per la moglie. Mas nós não somos bons em dar ordens para o nosso próprio coração e Ma alma. noi non siamo bravi a fare questo con il nostro proprio cuore, la nostra propria anima. Quando vem a murmuração, a falta de fé, Quando viene la mormorazione e la mancanza di fede, ao invés de combatermos, invece di combattere, nós damos espaço noi diamo spazio e alimentamos a falta de fé. e alimentiamo la mancanza di fede. E no Brasil há uma frase que diz: In Brasile c'è una frase che dice: Você não pode impedir que pássaros sobrevoem sobre a sua mente, non sobre a puoi sua cabeça, impedire che un passero voli sopra la tua testa, mas pode impedir que ele faça morada. ma puoi impedire che lui faccia dimora. Não podemos impedir as dificuldades. Noi non possiamo impedire le difficoltà. Não podemos impedir os pensamentos Non negativos. possiamo impedire i pensieri negativi. Não podemos impedir que os pensamentos eles venham até a Non nossa possiamo mente. impedire che i pensieri vengano alla nostra mente. Mas nós podemos impedir Ma possiamo impedire que eles façam che morada, fanno dimora, que roubem as nossas che esperanças rubino le nostre speranze, e que roubem a nossa fé no Senhor. che rubi la nostra fede nel Signore. É por isso que o salmista ele começa a fazer um questionamento. È per questo che il salmista comincia a fare una domanda, un questionamento. E ele não questiona o filho, E lui non questiona il figlio, ele não questiona a esposa, nemmeno la moglie. ele não questiona os amigos, Lui non questiona gli amici. ele questiona a si mesmo. Lui fa questo a se stesso. Por que te abates, ó minha alma? Perché ti abbatti, o anima mia? Por que te inquietas dentro de mim? Perché ti turba dentro di me? E ele dá um recado, uma ordem para a própria alma. E lui dà una ordine alla sua anima stessa. Espera em Deus, Aspetta in Dio, pois eu ainda perché ancora o louvarei. lo loderò. A Ele, A o lui, meu auxílio e il mio Deus ausilio meu. e Dio mio. Esta manhã Stamane é uma manhã de è una festa, mattina di festa. pois estamos dizendo Perché stiamo dicendo que o nosso Salvador che il nostro Salvatore está vivo. è vivo. A nossa esperança não é vã. La nostra speranza non è vana. Nossa esperança não está La morta. nostra speranza non è morta. E Ele nos chama, nos convida E lui ci chiama e ci invita a dizermos a a incredulidade, dire all'incredulità, a dizermos a nossa a alma: dire alla nostra anima: espera, aspetta, espera, aspetta, espera, aspetta, espera em aspetta in Deus, Dio, pois eu ainda o perché io louvarei. ancora lo loderò. No meio da dificuldade, In mezzo alla difficoltà, no meio da in perseguição, mezzo alla no persecuzione, meio da in ausência, mezzo alla eu esperarei. Io aspetterò. Eu esperarei. Io aspetterò. Eu esperarei. Io Aleluia, aspetterò. aleluia. Não vejo Non possibilidade. vedo possibilità. Os inimigos estão ao meu I redor. nemici sono attorno a me, Mas eu sei que o meu Redentor vive. ma io so che il mio Redentore vive. E que por fim E che alla fine ele se Lui si levantará. alzerà.
É por isso que a palavra do Senhor diz È per questo che que la parola desde a del Signore antiguidade dice não se viu, che dall'antichità non si nem si com os vede, ouvidos se percebeu nemmeno si sente con gli orecchi. Deus como tu, Un Dio come te, que trabalha che lavora para aqueles que nele per esperam. chi aspetta in Lui. Tem alguém aqui que está confiando no Senhor? C'è qualcuno qui che si sta fidando del Signore? Tem alguém aqui que está depositando a sua fé nos planos C'è dele? qualcuno qui che sta depositando la sua fede nei suoi piani? Pois o Senhor está lhe dizendo esta manhã: Allora il Signore ti sta dicendo stamani, homem, mulher, uomini, uomo, donna, valoroso, valorosa, valoroso, valorosa, guerreiro, guerreira, guerriero, guerriera, eu irei fazer. io farò, Eu irei abrir o caminho. io aprirò la Eu strada, irei dar estratégia. io darò strategia. Mas tem uma coisa. Ma c'è una cosa, É do meu jeito. è del mio modo, É da minha forma. è del mio modo, Não é do jeito que você non è quer. del modo che tu vuoi, Não é do jeito que você non espera. è del modo che tu aspetti, Para que a glória seja minha. perché la gloria sia mia E a vitória será grande. e la vittoria sarà grande, E a maior de todas. è la più grande di tutte, Que a nossa esperança è che la nostra speranza é que dia ele virá e virá nos buscar. è che un giorno Lui tornerà e verrà a prenderci. Esta é a nossa maior esperança. Questa è la nostra più grande speranza, Mais do que as batalhas do dia a dia, più delle battaglie del quotidiano. a esperança que nós La temos speranza che noi abbiamo é de nos encontrarmos com nosso è Pai di incontrarci con il nostro Padre e recebermos e dele ricevere da Lui o abraço l'abbraccio e a mensagem de que nós vencemos esta vida e este e il mundo. messaggio che noi abbiamo vinto questa vita e questo mondo. Que nesta manhã possamos cercar a mesa com Che alegria, stamani possiamo sederci a tavola con gioia, porque o nosso Salvador, perché il nostro Salvatore ele está aqui, è qui, nos dando conforto, dandoci il conforto, ministrando a sua paz ministrando la sua pace e nos dizendo: vai adiante, e dicendo vai avanti, acalmando a nossa alma e calmando la nostra anima e nos dando uma ordem: e dandoci un ordine. descansa em mim, Riposa in me, descansa em mim, riposa in me, descansa em mim, riposa in me, pois eu sou o seu Salvador. perché io sono il tuo Salvatore. Há versículo no livro de Isaías que me chama muita atenção, C'è un versetto nel libro di Isaia che mi attira tanto que diz: o l'attenzione, Senhor é o nosso legislador, che dice il Signore è il nostro legislatore, o Senhor é o nosso il rei, Signore è il nostro re, o Senhor é o nosso il juiz Signore è il nostro giudice e Ele nos salvará. e Lui ci salverà. Na maioria dos países existem esses três poderes: Nella maggior parte dei paesi ci sono questi tre criar poteri: lei, creare la legge, executar a lei, esecutare la legge, julgar a lei. giudicare la legge. E o profeta ele diz: o Senhor é quem cria a lei para mim. E il profeta sta dicendo: il Signore è quello che crea la legge a me. O Senhor é quem reina sobre minha Il casa. Signore è quello che regna sulla mia casa. O Senhor é quem julga as minhas Il causas. Signore è quello che giudica le mie cause. Mas ele acrescenta algo que não tem em nenhum país. Ma Lui aggiunge una cosa che non c'è da nessun paese. Ele termina dizendo: Lui finisce dicendo: e ele nos salvará. e Lui ci salverà. Ele é o teu Salvador, Lui è il tuo a Salvatore. razão da tua La esperança. ragione della tua speranza. Então se alegre Quindi esta manhã. rallegrati stamani. Glorifique o seu nome, Glorifica il suo pois ele nome. estará aqui ministrando a sua paz aos Perché nossos Lui è qui corações. ministrando la sua pace nel nostro cuore. E eu concluo agradecendo ao Senhor, E io concludo ringraziando il Signore, em especial por estar aqui. specialmente perché siamo qui. Eu não sei se você recebeu essa palavra, mas eu recebi. Io non so se tu hai ricevuto questa parola, ma io l'ho ricevuta. E estamos vivendo esta palavra já aqui. E noi stiamo vivendo questa parola oggi qui. Porque meu pastor, quando nós estávamos nos planejando para o casamento, Perché mio pastore, quando noi ci stavamo pianificando per il matrimonio, nós nos organizamos para ir para um determinado lugar. noi ci siamo organizzati per andare da un posto. Mas em meio a tantas coisas, a Ma in gente mezzo a tante cose, acabou não fazendo a organização para non ir. siamo riusciti a organizzarci per andarsene. Até que um dia eu peguei o computador e disse: agora eu vou organizar a nossa ida para a lua de mel. Però un giorno ho preso il mio computer e ho detto: io ora organizzerò la nostra luna di miele. Mas em razão da guerra que teve e está tendo no Irã, Ma in ragione della guerra che sta avendo lì nell'Iran, os preços estavam absurdos de caro. i prezzi erano assurdi.
E eu lembro que eu me entristeci. E io mi ricordo che io mi sono Eu rattristato. disse, Senhor, e agora como é que vai ser? Io disse, Signore, e adesso come sarà? Até que poucos dias depois, Deus ele usou uma pessoa e disse o seguinte: E alcuni giorni dopo Dio ha usato una persona e mi ha detto così. eu quero te dar de presente. Io voglio darti un regalo. E eu quero que você vá até a Europa. Io voglio che tu vada in Europa. E eu vou pagar a passagem. E io pagherò il tuo biglietto. E eu vou pagar a E hospedagem. io pagherò il tuo hotel. E isso me chama muita atenção. E questo mi attira molta attenzione. Porque quando o meu planejamento não deu certo, Perché quando il mio piano non è andato a buon fine, a falta de fé se instalou em meu coração. la mancanza di fede si è instaurata nel mio cuore. Mas hoje eu vejo que era o Senhor dizendo: Ma oggi io vedo che era il Signore dicendo: o que eu estou preparando quello che sto preparando é maior. è più grande. É maior. È più grande. Aleluia, glória a Deus. A dificuldade era o caminho que Deus estava escolhendo para agir. La difficoltà era soltanto la strada che Dio stava scegliendo per poter agire. E eu quero te dizer esta manhã: E io voglio dirti stamani, não reclame, non murmurare, não reclame, non lamentarsi, agradeça. ringrazia. Porque esta dificuldade, Perché questa porque difficoltà, esta pressão perché questa pressione é o Senhor è il trabalhando Signore para lavorando fazer mais, per fare di più, além oltre do que pedimos, di quello che chiediamo do que pensamos, o pensiamo, para que a glória perché la gloria seja dele. sia sua. Cerque a mesa esta manhã Sediti al tavolo stamani com alegria, con gioia, dizendo: dicendo: o Senhor é bom il Signore è buono e a sua benignidade e la sua bontà dura para sempre. dura per sempre. Agradeço a oportunidade ao meu Ringrazio pastor João l'opportunità al Vitor, a sua pastore João esposa, Victor, la sua a toda a moglie, igreja. tutta la Que o Senhor Chiesa. possa abençoar cada um, fazer esta igreja prosperar, Signore possa crescer benedire em graça, ognuno em tamanho e farvi e fazer grandes prosperare. coisas. Crescere Agradeço a in grazia e in oportunidade. misura e fare grandi cose. In- Ringrazio l'opportunità. Em nome de Jesus, amém. Nel nome di Gesù, amen. Per tutto ciò che hai fatto, per quel che ancora farai, per le tue promesse, tutto ciò che sei, vorrei ringraziare te con tutto di me. Per tutto ciò che hai fatto, per quello che ancora farai, per le tue promesse, tutto ciò che sei, vorrei ringraziare te con tutto di me. Ti ringrazio, mio Signor. Ti ringrazio, mio Signor. Ti ringrazio perché per morire al posto mio ti ringrazio. Gesù ti ringrazio. Io ti ringrazio. Ti ringrazio. Amém. Hai ricevuto la tua porzione? Io ho ricevuto la mia. Glória a Dio, glória a Dio. Leiba shure nebbia. Io ho ricevuto la mia porzione. Dio non ci vede come noi ci vediamo. A volte io mi guardo allo specchio e dico, bruttino sei. Ma lui mi guarda e dice, ti amo, ti voglio. Tu sei prezioso. Tu sei il mio. A volte noi come un bambino, no? Mi ricordo i bambini che sono molto affezionati per i bambini. Quando cominciano a camminare, guarda quello mio. Amore. E quando cominciano a camminare hanno paura. Dopo corrono. Vedi, vai una corsa, vai. Vai, vai, dalla mamma, corri, corri, vai, vai. Lui sta dicendo, non è così che mi ha insegnato. Bravo. Ma prima, vi ricordate che lui aveva paura di camminare? Siamo noi. Abbiamo le gambe e diciamo, ma sarà che riesco?
E il Signore dice, sì, vedrai, io ti vedo già là, io ti vedo già così. Non molliamo, non mollare. Mettiamoci in piedi, fratelli. Celebriamo la cena del Signore. Leggiamo la lettura biblica. Vorrei invitare il nostro diacono Alasi per fare questa lettura biblica. In 1 Corinzi 11:23 fino al 33. Prima Corinzi, capítulo 11, versículo 23 a 33. 11, 23. Saluto la Chiesa un'altra volta, amém? 23 fino a 33. Perché io ho ricevuto dal Signore ciò che ho anche trasmesso, che il Signore Gesù nella notte in cui fu tradito prese i pani e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: prendete e mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi. Fate questo in memoria di me. Pari mentre dopo aver cenato, prese anche il cálice dicendo: questo è il cálice, è il nuovo patto del mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Perché ogni volta che mangiate di questi pani e bevete di questi cálici, voi annunziate la morte del Signore, finché Egli venga. Perciò chiunque mangia di questi pani e beve di questi cálici del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Ora, esaminate se stesso e così mangi dei pani e beva dei cálici, perché chi mangia e beve indegnamente mangia e beve in giudizio contra se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Perché questa ragione fra di voi si sono molto infermi e malati e molto muoiono. Perché se esaminam noi stessi non saremo giudicati, ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore, affinché non siamo condannati con il mondo. Pertanto, fratelli miei, riunindo-vi per mangiare, aspettatevi gli uni e gli altri. Amém? Glória a Dio. Vorrei invitare Kelly per fare questa preghiera. Lui che non vi preoccupate, e lui è di questa chiesa. E lui, dopo lui parlerà, ma vorrei che lui pregasse. Non voglio rischiare il mio italiano. Pace a tutti, fratelli. È un onore essere qui con voi. Alziamo le mani e ringraziamo al Signore. Pai, nós agradecemos ao Senhor por este momento. Senhor, nós agradecemos a oportunidade, ó Pai, por estar ceando com o Senhor nesta manhã. Deus, são poucos que têm essa oportunidade. Nós temos hoje, Senhor, o privilégio de estar na sua casa, o privilégio de receber ao Senhor nesta casa, o privilégio, Senhor, de cear contigo. Pai, nós agradecemos ao Senhor, pedimos a bênção do Senhor sobre este cálice que representa o teu sangue, sobre este pão, Senhor, que representa o Senhor, ó Pai. Pedimos ao Senhor a bênção sobre cada um aqui, Pai, cada família aqui representada. Senhor, que onde há enfermidade, que o Senhor venha curar, que Senhor, onde há, Pai, alguma tristeza, que venha transformar em alegria, ó Pai. Nós rendemos graça ao Senhor e pedimos ao Senhor a bênção do Senhor sobre cada família aqui representada, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Allora, accomodatevi un attimo, stai qua Kelly. Mentre io vado a lavare le mani per rompere il pane, noi invece di cantare loderemo con ringraziamenti, perché lui avrà a sua opportunità, mentre io rompo il pane, lui parlerà e ringrazierà, perché so che ha molto da ringraziare. E noi loderemo al Signore con i ringraziamenti. È una lode o no? È o no?
Io quando sono venuto stamattina qua, ho pensato, guarda, se lui chiede di parlare qualcosa, chiedo scusa prima, per il mio italiano, che da 6 anni che non parlo italiano, quindi se parlo qualcosa che non capisci, scusami. È bello che quando si parla della parola di Dio, anche se non capisci una parola, è Dio che tocca le persone, è Dio che fa crescere l'amore suo dentro del nostro cuore. Quindi è un onore essere qui con voi. Eravamo di questa chiesa, non dico eravamo, siamo di questa chiesa, anche se non presenzialmente. Quando siamo andati via 6 anni fa, abbiamo avuto un'esperienza con Dio in questa chiesa, in questo ministero fantastico, con la missionaria Priscilla, con il pastore João. E quindi Dio fa grandi cose nelle vite delle persone che si dispongono a fare l'opera del Signore. E quando eravamo qui, Dio ci ha dato questa esperienza con loro. E quando siamo andati via, era un sogno mio e della mia moglie tornare in Italia, anche se sia per vacanze, no? E Dio realizza i sogni quando mettiamo nelle sue mani. E una delle sogni era tornare qui per vacanza. E una delle prime cose, quando Dio ci ha dato questa possibilità di tornare in vacanza, ho detto alla mia moglie, una delle prime cose, vogliamo tornare lì in chiesa per cultuare il Signore con loro, insieme a loro, perché guarda, pastore John, missionario Priscilla, abbiamo un amore grandissimo per voi, per questa chiesa, per questo ministero. Voi che sono qui in questa opera, che sono qui insieme, non direi che siete fortunati, non è fortuna, siete benedetti dal Signore, perché il Signore è qui, è qui. Guarda, da quando siamo entrati lì, ho già sentito la presenza del Signore in questo luogo. E quando si sente la presenza del Signore, se tu entri lì triste, il Signore gira una chiave e fa l'allegria nascere dentro del cuore. Quando siete malati, quando tu entri dentro di quella porta di una chiesa, della casa del Signore, il Signore ci può portare la cura, ci può portare la libertà. E quindi, fratelli, vorrei ringraziare a voi per questa opportunità di essere qui con voi. È un piacere enorme, guarda, non so espressare quello che sto sentendo al mio cuore, l'allegria di essere qui oggi. Guarda, che gioia io sto sentendo in questo momento. È vero, quando siamo arrivati lì a casa di mia sorella giovedì, 3 giorni fa, ho detto a loro, io voglio andare nella chiesa del João Priscilla. Ho detto a Sandra, tu vai lì? Sì, vengo io con voi. Ieri sera ho detto alla mia moglie, guarda, anche se i bambini non riescono a venire, noi ci andiamo con Sandra, perché voglio essere lì. Eravamo tanto, guarda, desejosi di essere qui con voi. Quindi grazie mille a questa chiesa, grazie a Dio in primo posto, grazie a voi, pastore João. Guarda che veramente abbiamo un carinho, come fala carinho? Un affetto grandissimo per voi, grandissimo. 6 anni in Brasile, fratelli, non ho mai lasciato di seguire loro nei social network. E vediamo lì, abbiamo visto che Dio sono con loro. Quindi non siete fortunati, siete benedetti, perché loro veramente seguono la parola di Dio e sono usati per il Signore. Amen? Grazie di cuore a tutti voi e le opportunità, pastore João. Grazie di tutto. Nervosismo. Scusa il nervosismo. Fratelli, avete bisogno, chi non conosce Davi bisogna conoscere, ma se vedete il padre, vedete il figlio.
è la parola. Io sono nel Padre, il Padre è in me. Chi mi vede, vede il Padre. Davi dirà così quando crescerà. Qualcuno dirà, chi è tuo padre? Allora, se mi vedete, vedete il Padre. Perché è la faccia del suo papà. E lodiamo a Dio perché Davi è un miracolo. È un miracolo. Io lodo il Signore perché il Signore fa. Amen? Partecipiamo della scena del Signore, fratelli. Mettiamoci in piedi. Oggi ci sono i nostri diaconi, ma vorrei anche dare l'opportunità a Libero per servire la Chiesa qua. Amen? Così noi saremo anche la scena là e oggi Remo è qui, allora serviremo e servi lui. Va bene? Io vorrei, mentre loro servono, vorrei invitare le mogli la leadership che è stata qua stamattina, insieme alle mogli dei responsabili, per venire qua per cantare un cantico. E la Luma viene anche qua a cantare. Vieni Luma. Vem Luma, vieni. Tutta la leadership. Tu sei di questa chiesa, vieni. Tu vai aprender agora. Vieni. La leadership, vieni qua, le donne della leadership, vieni a lodare il Signore qua insieme, con tutta la Chiesa. Oi? Vieni qua todo mundo para cima. Vem para cima. É melhor que pelo... Depois Luma fala. Não, não preciso falar não. Era pra ter dado ela pra cantar, meu filho. Eu nem lembro mais não, gente. Tem algum? Não sei se tem algum que eu sei. É o menorzinho. Lodiamo quel numero 26? Ventisei. Viva Cristo, eterna mia ricchezza, rupe scudo, arca di salvezza, la sua luce mi conduce a perfetta santità. Viva Cristo, rocca mia diletta, vera mana, verità perfetta. Son sicuro che contento lui per sempre seguirò. Viva Cristo, la mia eterna sorte, mio tesoro in vita e dopo morte. Mi consola la parola santa e pura del suo amor. Viva Cristo, alto mio ricetto, dai fedeli ognora benedetto. Il suo bene mi sostiene nelle lotte di qua giù. Viva Cristo, conduttor dei santi, in cui vivo e vivono tutti quanti, gli eletti benedetti dall'eterno suo Evangelo. Amen. Amém. Fala aqui, agradeça. Eu vou agradecer em português. Ajuda ela enquanto o pessoal recebe assim. O que eu vou falar? Só quero agradecer toda a igreja. Vorrei ringraziare tutta la Chiesa. É um prazer estar aqui. È un piacere essere qui. Depois de tanto tempo. Dopo tanto tempo.
E nós temos muito amor por vocês. E noi vi amiamo igreja. molto. Amiamo Grazie. molto questa chiesa, grazie. Quando uno sarà grande e sufficiente che non potrà ser servito, è una lastima, sì o no? Che deve servirsi. Ma noi siamo tutti fratelli, servitori del Signore. Ci sono questi due elementi, fratelli, nelle nostre mani, i due simboli. Il pane, che è fatto dalle mani degli uomini, che è stato preparato dagli uomini, ma che adesso, dopo la preghiera, rappresenta il corpo di Cristo. Non diventa il corpo di Cristo, non è carne, è pane, ma rappresenta il corpo del Signore che è stato ferito, crocifisso. Il suo sangue, che è rappresentato di questo vino, rappresenta il perdono dei nostri peccati, il sacrificio che ha coperto i nostri peccati, e per questo abbiamo pace con Dio. Allora la Bibbia dice che nella notte in cui fu tradito, Gesù ha preso il pane, lo benedisse, lo spessò e lo diede ai suoi discepoli dicendo: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Prendiamolo in memoria di Cristo. Alleluia. Glória a Dio. Parimenti, dopo aver cenato, Gesù ha preso il calice, lo benedisse, lo diede ai suoi discepoli dicendo: prendete e bevete. Questo calice è il nuovo calice nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me, in memoria di Cristo nostro Signore. Alleluia. Aleba shuredevia sombra. Oh, rikemenevia asia. Remantu edia serigmikovia facia. Obrigado, Deus. Grazie, Gesù. Tu sei grande, grande, tu sei grande. Grazie, Signore. Grazie perché ci hai salvato. Grazie perché ci hai perdonato, grazie perché hai pagato il prezzo del riscatto della nostra anima. Grazie, Signore, perché tu sei arrivato prima, quando il nemico aveva un piano di morte per ciascuno di noi, ma tu hai strappato il piano, tu ci hai tolto delle sue mani, ci hai fatto popolo tuo e pecore del tuo gregge. Grazie, Signore, di tutto quanto hai fatto. Continua con noi, nel nome di Gesù. Amen. Glória a Dio. Fratelli, vi ringrazio, vorrei chiedere ai diaconi di raccogliere, vi ringrazio per la vostra partecipazione, vorrei chiedere ai diaconi di fissare con i fratelli malati, quelli che non hanno potuto venire oggi, che la prossima settimana dopo il culto si farà la cena di quelli che non hanno potuto per un motivo giusto, e quelli che sono malati, i diaconi porteranno a casa, amen, la cena alla sorella Esmeralda, a sorella Ivanete, no? Che è lì con suo marito che non può
venire, ma Giuseppe mi ha detto nella visita: pastore, appena io mi riprendo voglio essere battezzato. È una benedizione o no? Lui mi ha detto: pastore, io quando mi riprenderò di questa chemio vorrei fare il battesimo. E lodiamo al Signore per quello che il Signore sta facendo. Continuiamo in preghiera per il servo del Signore Giuseppe, che presto si riprenderà e sarà con noi e parteciperà del battesimo. E il primo agosto a Lenhago di Verona noi avremo un battesimo presso la nostra base missionaria di Lenhago, dove c'è il nostro presbitero Arison. Noi saremo là e i fratelli che desiderano essere si iscriva già per poter essere là. Noi partiremo alle 4 qua di pomeriggio e arriveremo lì per le 6, perché il culto sarà più o meno le 6:30, 7, perché il sole sarà più basso e così non avremo tanto caldo. Faremo la sera il battesimo là, tanto caldo ci sarà. E quindi per il 1° agosto avremo questo battesimo. Mi farebbe molto piacere se i fratelli qua fossero là partecipando. So che è un pochino lontano, ma è importante che saremo in comunione. Amen? Che Dio benedica a tutti. Oggi c'è il nostro agape, la nostra agape. Non sapevo che era femmina, agape, la parola, ma è l'agape, che è una femmina. È una agape fraterna, così si dice. 8 anni ancora sto imparando e devo ancora imparare. E pregate per me perché possa imparare ancora di più. Amen? Che Dio benedica i nostri fratelli. Ogni mese noi abbiamo la prima domenica, il digiuno alle 9. Saremo qua in preghiera, in digiuno. Fate sforzo per essere qui, perché insieme vinceremo. Amen? Gloria a Dio. Non so se c'è qualcosa da aggiungere, fratello diacono Wallace, qualcosa? Niente, no? Ok. E questo pomeriggio abbiamo anche la cena del Signore presso la nostra base di Scandici. Alle 4 saremo là con il nostro diacono Remo, la sua famiglia, presso quella base missionaria, ok? Quindi chi può venire, partecipare, venite e sarà anche di benedizione lì. Che Dio vi benedica. Ringraziamo il Signore per questa meravigliosa mattina. Vorrei invitare a fare questa preghiera Erwin che da un po' non viene, ma grazie a Dio è qui con suoi 3 figli. Io sto pregando che venga il 4. Anche Luca ce l'ha 3, io voglio che siano 5 e così sia. Moltiplicatevi, perché la benedizione del Signore aggiungi, non togli. Amen. Saluto la Chiesa con la pace del Signore. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per l'opportunità, perché sempre che c'è vita, Signore, c'è speranza. E la speranza in noi, Signore, sei te. Sei te la nostra speranza. Sei te chi ci guida, chi ci dà questa meravigliosa parola, Signore. Una parola che conforta e che ci fa capire che sei te che c'è il controllo di tutto. Nonostante, Signore, i nostri pensieri, le nostre debolezze, nonostante che noi pensiamo, Signore, che siamo deboli, che non siamo i guerrieri che tu ci hai creato, Signore, tu sei chi ci dice: sei il mio guerriero, segui, perché tu, Signore, ci hai dato quest'ordine. Grazie, Padre, per la tua parola. Grazie per l'opportunità di ricevere, Signore, queste meravigliose parole nel nostro cuore. Grazie per tutto quello che hai fatto, perché sei te, Signore, presente nella battaglia. Grazie, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Oggi abbiamo gli spaghetti. Facciamo una preghiera per il cibo, perché così alla fine vorrei chiedere ai fratelli di già posizionare i tavoli, perché si mangia subito, perché l'acqua bolle e così caliamo la pasta e una volta calata dobbiamo mangiare, ok? Quindi preghiamo già per il cibo, che mi sono dimenticato di chiedere preghiera, ma preghiamo adesso. Padre, vogliamo ringraziarti per questo cibo che ci hai dato, per quelli che hanno preparato.
Grazie Signore per tutto ciò che Tu hai fatto, perché possiamo mangiare con le nostre mani, con la nostra bocca, da noi. Nessuno ci porta in bocca il cibo. Grazie a Te per questo privilegio, per la salute che ci dai. Ti prego per quelli che sono in ospedale, che non possono mangiare, che sono con una sonda, che hanno una sonda e non possono mangiare da sé. Che Tu possa dare a loro salute, Signore. Ti prego per quelli che soffrono la fame, che Tu possa provvedere ovunque siano, come ci hai dato, dà a loro, Signore. Ti prego che questo cibo faccia bene al nostro corpo, come la Tua parola è buona per la nostra anima. Nel nome di Gesù ti ringraziamo. Amen. Che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio, nostro eterno Padre, la comunione e la consolazione dello Spirito Santo siano con tutti, oggi, domani e per sempre. Diciamo amen? Amen. Che Dio vi benedica.